Telespettatori, buongiorno, ben ritrovati con questa nuova puntata di Linea Diretta. Oggi siamo in compagnia dell'FNP CISL, ma non solo, ci sono anche altre realtà con noi. Il tema al centro di questa puntata è quello del diritto alla vacanza. In un momento come questo parlare di vacanze sembra quasi una provocazione. Adesso vi spieghiamo perché oggi vi vogliamo raccontare che cos'è il turismo sociale in Veneto e perché in Veneto è una realtà decisamente all'avanguardia. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti. Parto con Amerigo Lissandron, buongiorno, presidente Buongiorno. Anteas di Padova. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Dell'Anteas vi abbiamo raccontato nella scorsa puntata dedicata un po' agli anziani e al volontariato, perché l'Anteas è il grande braccio dell'emanazione dell'FNP CISL legato al volontariato, presente ovviamente in tutto il territorio, in tutta Italia e in Veneto particolarmente forte. Adolfo Berti con noi, ancora una volta buongiorno Adolfo. Buongiorno a tutti. FNP CISL, segretario, e poi abbiamo Patrizia Bello e con lei è direttore tecnico dell'agenzia 3V, giusto? Questo è Viaggi Vacanze. Veneto Viaggi Vacanze e in qualche modo è la rappresentazione di quanto questi enti tra di loro, quindi FNP CISL, Anteas, Associazione di Volontariato e questa agenzia di viaggi abbiano creato un protocollo importante per permettere quello che si chiama invecchiamento attivo. Che cosa vuol dire? Parto proprio da lei, Adolfo. Che cosa vuol dire permettere a questi anziani di invecchiare in maniera attiva e come viene fatto attraverso il turismo sociale? Beh, l'invecchiamento attivo è una realtà ormai che è sancita a livello internazionale. Se voi pensate che il 2012 è stato l'anno internazionale dell'invecchiamento attivo, e quindi con una serie di provvedimenti anche da parte dell'Unione Europea. L'invecchiamento attivo tende a fare in modo che in un'epoca nella quale l'aspettativa di vita si è molto allungata, gli anziani, che normalmente vengono definiti anziani dopo i 65 anni, ma oggi un 65enne è una persona ancora in attività, che può dare molto ancora alla società, che può dedicarsi a una serie di attività, compreso il turismo sociale. Perché dico questo? Perché normalmente, e poi magari l'amico dell'Anteas, normalmente gli anziani di questa età, ma anche di età più alta, sono protagonisti nel volontariato e nell'assistere le persone, sono protagonisti nell'assistenza sempre agli anziani che hanno più bisogno di loro. Quindi c'è tutto un problema di invecchiamento attivo che si lega anche alla solidarietà fra le persone e si lega soprattutto al fatto che per i valori che noi pratichiamo, per i valori che noi in qualche maniera tentiamo anche di espandere, è chiaro che il volontariato mira soprattutto alla realizzazione della persona nella sua complessità, quindi la crescita intellettuale, la crescita culturale, la crescita morale, la crescita della persona, quindi la persona al centro della nostra attività anche turistica. Che è un po' l'humus, no? Lo scopo del protocollo, certo, che tra di voi come FNP, Anteas e 3V avete siglato. Certo. Che cosa prevede questo protocollo? Tanti anziani vorrebbero andare in vacanza, pochissimi se lo possono permettere. In più, tante volte c'è anche la solitudine, quindi andare a vacanza insieme è ancora qualcosa di più, perché ti dà la possibilità di crescere, ti dà la possibilità di stare anche in compagnia, a buon umore, uscire dall'isolamento. Quindi il turismo sociale non è soltanto un soggiorno climatico, ma è decisamente qualcosa di più. Allora, Amerigo, chiederei proprio a lei la sostanziale differenza che esiste tra la vacanza, no, e il turismo sociale come voi lo promuovete come Anteas. Sì, lo diceva Adolfo, il volontariato oggi è il centro del bisogno dell'anziano, che noi tutti i giorni con le attività di volontariato che facciamo entriamo proprio nei bisogni delle persone. Io credo che più di un diritto diventa un bisogno per l'anziano a fare del turismo sociale, per una serie di ragioni. La prima perché aggrega, mette insieme, la crea comunità anche, e quindi
si toglie dalle persone dalla solitudine, che poi è il male peggiore di questa società che sta avanzando, perché gli anziani sempre di più sono soli. Quindi il volontariato, e l'Antea in particolare, in accordo con la FNP, perché nasce dalla FNP e con la 3V, cerca poi nel territorio, una volta realizzato questo tipo di percorso, a coinvolgere tutte le persone anziane che sono nel territorio e che si rivolgono all'Anteas attraverso anche l'utilizzo dei soggiorni, e non solo dei soggiorni, anche poi del turismo sociale, casomai ne parleremo un po' più avanti. Per capire bene infatti qual è. Quindi noi siamo i tre, poi raccoglieremo le adesioni e con la 3V che quella che realizza e quindi alla fine porta, come si dice, gli anziani a fare il soggiorno, perché anche questo poi le associazioni, la 3V, l'FNP, c'è un problema di abbattimento dei costi, quindi bisogna lavorare insieme in sinergia, appunto perché l'anziano oggi non è quello che magari qualcuno pensa, anche delle risorse che sono molto limitate. Quindi noi siamo tra Eneo. Grazie Amerigo, dopo cercheremo di capire allora nella pratica il ruolo di Anteas, ma abbiamo la fortuna di avere qui Patrizia che è un po' il braccio operativo di tutto questo, quindi con Patrizia possiamo scendere davvero nel concreto. Io ricordo a voi telespettatori il numero che vedete in sovraimpressione, quindi anche se siete interessati, volete avere informazioni per capire come poter iscriversi, per poter fare questi soggiorni, quali sono le mete, insomma tutte le informazioni utili, chiamateci perché possiamo darvi in questo momento delle risposte. Intanto partiamo con lei Patrizia, insomma operativamente quanto durano questi soggiorni, dove si va, come li organizzate? Certo, intanto inizierei col dire che la 3V è un'agenzia di viaggi che si trova a Mestre, ha un'esperienza ormai trentennale nell'organizzare i soggiorni climatici per gli anziani e questo fa sì che sia un riferimento importante in tutta la regione del Veneto, sia per la professionalità e anche per la competitività appunto dei prezzi, che è una nota importante in questo caso. E questi soggiorni infatti non si effettuano mai in periodi di altissima stagione. Questo ci porta quindi a sviluppare dei prezzi che siano piuttosto accessibili un po' per tutti. Sono soggiorni che vengono effettuati in località di mare, di montagna o di terme, e queste località naturalmente sono climaticamente favorevoli all'anziano e sono idonei per il soggiorno anche per i tipi di servizio di assistenza di cui dispongono. Posso portare l'esempio di ospedali, di centri di primo soccorso, di farmacie. E gli alberghi che vengono utilizzati sono posizionati in modo che l'anziano, se vuole uscire, fare una passeggiata verso il centro del paese, lo possa fare in tutta tranquillità e in sicurezza. Per chi vuole andare a vedere i negozi del paese o per chi vuole anche andare in chiesa per assistere a una funzione religiosa. Gli alberghi che vengono utilizzati per i soggiorni al mare sono vicini alle spiagge, quindi comodi per il servizio spiaggia che viene appunto prenotato da noi. E cosa prevedono questi pacchetti? È interessante infatti questo, Patrizia, che lei ci sta raccontando, perché tante volte un anziano, prima di decidere se scegliere questa opportunità, andare in vacanza, dice ma non lo so se sono in grado, se posso permettermelo, magari hanno difficoltà di deambulazione, cioè sono tante le cose che possono funzionare come deterrente prima di fare una scelta di questo tipo. Lei ci sta dicendo sono viaggi pensati apposta, quindi anche solo il fatto che ci sia la chiesa vicino, l'albergo attrezzato in un determinato modo, questo ci può far capire che dobbiamo sentirci liberi di anche buttarci, no, in questa esperienza. Certo. I nostri pacchetti allora prevedono dei soggiorni generalmente di 15 giorni in hotel 3 o 4 stelle, comunque minimo 3 stelle, e la pensione completa durante tutto il soggiorno, le bevande incluse ai pasti, il trasferimento in pullman Gran Turismo dalla località di provenienza fino alla località di soggiorno, e poi una cosa importantissima, la presenza di un accompagnatore che sarà con il gruppo durante tutto il soggiorno, che è una persona o messa dal comune, cioè consigliata dal comune o comunque selezionata da noi agenzia, che deve comunque avere tutti i requisiti per poter assistere gli anziani durante il soggiorno in caso di necessità, e non solo, deve anche rendere il soggiorno piacevole e magari dedicare qualche momento al gioco, qualche momento così ludico, oppure magari organizzare anche delle brevi escursioni nei dintorni dell'albergo dove sono alloggiati.
le località che ci vengono richieste di più. Qual è quella più richiesta? Ad esempio è molto richiesto il soggiorno al mare e quindi la riviera romagnola è gettonata, anche se sono anziani, e la riviera anche marchigiana e anche il nostro litorale veneto. Se andiamo in montagna sono le montagne del Veneto o le montagne del Trentino, e poi ci sono, come diceva lei, le terme. E diciamo che è molto richiesta a Ischia. Ischia rimane comunque un'isola molto, molto richiesta per i soggiorni termali, perché offre molto. Infatti poi racconteremo, suddivideremo anche le varie tipologie, no? Perché allora c'è la vacanza relax e benessere, c'è la vacanza culturale, certo. Voi avete ovviamente delle proposte composite, però vorrei chiedere ad Adolfo, intanto Adolfo, lei c'è mai stato in uno di questi viaggi? No, perché adesso... l'hanno colta, l'hanno salvata da questa domanda. Adesso, prendiamo la telefonata, dopo voglio sentire una sua esperienza. Pronto? Pronto? Sì, pronto, prego. Sì, buongiorno, sono Renato, qui di Padova. Ecco, sì. Siccome ho abbassato il volume, non ho capito, allora faccio questa domanda. Dunque, siccome io sono un sessantenne, sono ancora giovane, però sono invalido, no? Sì. In più faccio volontariato una coppietta di anziani, 80 anni, 85, no? Che avrebbero voglia anche di fare delle ferie, però prima vorrei sapere, c'è il medico, come sono seguiti, sì, tutte le modalità, tutte le forme, tutto quello che si può sapere su questi soggiorni e anche i prezzi, se la regione va incontro alle spese, perché so che una volta c'era anche questa forma. Okay. Adesso ci risponde Adolfo. La ringrazio, intanto prego la regia di mandare in sovraimpressione, lei si segni questi contatti e questi numeri, perché poi ovviamente potrà avere delle informazioni maggiori. Le diamo proprio il contatto di dove è della sede di Trevu, e poi ovviamente c'è anche Anteas. Per quanto riguarda i finanziamenti, allora io girerei anche proprio la domanda ad Adolfo, perché in ballo ci sono i comuni che fanno la loro parte, la regione non credo che sia inserita in questo tipo di... ci può aiutare la regione in questo? Teoricamente sì, ma il problema di fondo è che la regione purtroppo da qualche tempo non ha più fondi per questi aspetti. Dico di più che una delle cose sulle quali noi ci stiamo battendo, ed era quella che tentare di portare nei nostri soggiorni, anche con il contributo della regione, magari qualche anziano non autosufficiente, la cosa salta, anche se dobbiamo dire, proprio per le cose che si dicevano prima, anche i non autosufficienti dovrebbero avere il diritto a un momento di, come dire, di andare al di là della propria condizione quotidiana, che è quella della non autosufficienza. Loro e le loro famiglie, i caregiver, che compagnia bella, nel senso che bisognerà cominciare, tant'è che per esempio nella legislazione regionale sono previsti dei periodi di come dire, vacanza, non tanto per i non autosufficienti quanto per chi li assiste. Quindi insomma è anche interessata la persona che ci ha appena chiamato. Il problema, sì, no? certo, ma il problema di fondo è che noi come Trevu non siamo ancora attrezzati, dico ancora perché stiamo pensando, per accogliere non autosufficienti completi, nel senso che accogliamo anziani magari con difficoltà, come diceva Patrizia, di ambulatorie, ma insomma un non autosufficiente che è allettato, per dire, diventa difficile, bisognerà attrezzarsi in maniera diversa, ci vuole il medico, ci vuole l'infermiere, ci vuole, quindi non siamo ancora attrezzati. È un percorso però per il quale state lavorando. Stiamo proprio perché pensando al turismo sociale vorremmo arrivare a questi discorsi, perché, tornando poi ai finanziamenti, i comuni, come tutti sanno, ormai sono alla canna del gas, diciamo, ecco. E per cui anche lì abbiamo difficoltà di finanziamento. Una volta c'erano molti più finanziamenti, adesso ce ne sono sicuro, poi Patrizia magari potrà anche confermarlo. Sì. Ma il problema di fondo è che noi, alla nostra gente, tentiamo in qualche maniera di aiutarla, voglio dire, per quel che riguarda i nostri aderenti, i nostri soci, facciamo degli sconti rispetto alla necessità, alla possibilità di andare in vacanza. Quindi abbiamo questo tipo
di aiuto, non chiamiamolo finanziamento, ma sicuramente è un aiuto. Però che c'è. Ecco che allora possiamo rimarcarlo anche per il nostro ascoltatore, che c'è questo tipo di possibilità, associati ovviamente a FNP CISL, quindi c'è una scontistica diversa, Adolfo, quindi insomma mi sembra anche importante sottolineare questa cosa. Per quanto riguarda le domande specifiche del nostro ascoltatore, poi arrivo subito da lei, chiederei a Patrizia di specificare, lui ha chiesto la presenza del medico. Lei ha detto che c'è un volontario? In questo caso c'è un accompagnatore, non è un medico professionista. Alcuni magari sono stati infermieri, magari sono infermieri in pensione che collaborano con noi proprio perché magari possono sapere come agire in caso di necessità. E per quanto riguarda il signore che ha telefonato prima, io gli consiglierei di rivolgersi comunque al proprio comune di residenza, perché bisogna vedere quel comune, se io non ho capito da dove telefonava, comunque forse è qui di Padova, ecco, perché magari potrebbe essere che il comune organizzi anche qualcosa per chi ha dei problemi di disabilità, e in quel caso so che ci si presenta con una certificazione di questa eventuale disabilità e presentando anche il certificato ISEE, dove è presente appunto il reddito della pensione dell'interessato, per vedere se con un eventuale contributo il comune può partecipare. Quindi, insomma, ci sono tutte queste possibilità. Allora, proprio perché il nostro ascoltatore chiama da Padova, lei presidente Anteas Padova, Americo, che cosa si sente di dire, che tipo di lavoro c'è tra voi, di relazione c'è tra voi come Anteas, quindi associazione di volontariato, e i comuni? Che cosa si può arrivare ad ottenere? Allora, volevo riprendere un po' il ragionamento, perché a Padova è vero, esiste la possibilità attraverso l'ISE di presentare e chiedere un contributo che il comune mette a disposizione, quindi a Padova c'è questa possibilità, basta rivolgersi o anche all'Anteas, ma anche che poi fa da tramite, o l'ufficio dell'assistente sociale del comune di Padova, che gli darà tutte le indicazioni. È chiaro che noi nel momento in cui ci attrezziamo nei comuni, è vero che, come diceva Adolfo, i comuni sono alla canna del gas, però c'è qualche comune, per esempio, ieri venivo da Santa Giustina, che hanno fatto il pranzo sociale dell'Anteas, dove l'assessore ha dichiarato che lui metterà a disposizione per tutti coloro che faranno i soggiorni 80 euro pro capite, quindi c'è che va incontro alle persone che hanno questo tipo di bisogno. Quindi, e sarà l'Antea che raccoglierà, come si dice, questo tipo di percorso. E nei comuni noi, laddove ci siamo, perché siamo in presenza in circa 60 comuni, laddove riusciamo attraverso la Trevu, ma attraverso anche il comune, a essere protagonisti alla raccolta di questo tipo di soggiorni, e noi cerchiamo di farli in maniera molto attenta, perché le persone che poi si rivolgono a noi sono tutte persone che hanno bisogno. Non sono persone che hanno bisogno, che fanno il soggiorno tanto per farlo, ma proprio nasce da una necessità, da un bisogno, quello di rivolgersi a noi. Quindi è chiaro che quando si rivolge a noi interagiamo con queste persone dandogli tutte quelle, fra virgolette, garanzie e certezze che è possibile fare, quindi noi interagiamo con molta attenzione a questo tipo di problematiche. Senta, vediamo questa slide interessante che ci parla di quali sono gli intermediari del turismo sociale. Stiamo parlando dei comuni, ma ovviamente non ci sono solo i comuni, leggiamo oltre alle USL, le istituzioni religiose, quindi voi vi rapportate anche, le associazioni ovviamente, con tutti questi soggetti, cioè si viene a creare una specie di rete di collaborazione per poter riuscire a garantire questo tipo di servizio. Certo che noi ci rapportiamo con tutti coloro che oggi hanno deciso in quel luogo, che sia comune o che sia per esso ULSE, di fare, come si dice, i soggiorni a favore degli anziani. Noi siamo disponibili, nel momento in cui ci siamo chiamati in causa per fare questa cosa, noi ci attiviamo per questo tipo di finalità, che è una finalità che va, come dicevo prima, rivolta a queste persone che sono le più bisognose, quindi noi siamo lì presenti. Voi organizzate anche le gite una volta al mese, sì, no? Perché sì, ci sono i viaggi, e qui i viaggi dai 15 giorni che è sì, che è un altro tipo di cosiddetto, c'è due tipi c'è un ragionamento da fare sul turismo sociale. Allora c'è uno di quelli del punto di vista culturale, che sembra una cosa a poco conto, ma
le persone che si rivolgono, le associazioni che fanno la gita domenicale, la dico così, che vanno piuttosto a Venezia che a Vicenza a vedere i monumenti, i musei, delle volte riescono affascinati perché sono cose che non hanno mai visto. E anche questo significa, questo turismo sociale, portare al di fuori dalle case anche per un solo giorno, magari per 6-7 ore, diventa tutta vita, questi quando vanno a casa hanno raggiunto, come si dice, il modo di stare insieme, quindi da questo punto di vista. Poi ci sono le famose gite che durano un giorno, e lì l'altro turismo sociale, che magari si va a visitare qualche luogo, magari al di fuori del Veneto, e lì poi, come tutte queste gite, a mezzogiorno si sta assieme, si mangia, si visita, quindi si fa una serie di un soggiorno che la gente comunque apprezza, perché le associazioni, c'è chi ne fa addirittura 2, chi è una ogni mese come minimo le fanno, perché quando la gente, come gli anziani, trovano questo tipo di spazio a costi brevissimi, perché delle volte poi, volevo dire un'altra cosa, molte associazioni nel turismo sociale ci mettono anche qualcosa di loro, se hanno delle risorse a disposizione, pur per realizzare quel soggiorno sociale che è della domenica, prendono quelle poche risorse che hanno per aiutare quelle persone anziane che magari non lo farebbero mai. Questa è la forza ovviamente del nostro volontariato. Patrizia, voi avete un'esperienza direi trentennale, insomma, ne sapete, ne avete viste, quindi probabilmente siete riusciti anche in tutto questo arco di tempo a aggiornare la vostra offerta turistica anche a seconda un po' di quelle che sono le esigenze delle persone. Si diceva c'è la necessità di partecipare ad un bando. Com'è la questione del bando per poter partecipare a questi? Ma il bando è del comune, okay. Allora quindi lì generalmente si tratta di quelli di cui parlavamo prima, i soggiorni climatici. Quindi lì le persone vanno proprio, come spiegavamo prima il signore che ha telefonato, si presentano al comune di residenza e vanno a chiedere e a vedere quali sono i soggiorni che sono programmati. Dopo il comune si mette in contatto con le agenzie di viaggio, una di quelle siamo noi, una di queste, e viene attivata una convenzione tra l'agenzia di viaggi e il comune, e da lì parte il discorso della programmazione e delle prenotazioni. Dopo ci sono parallelamente altri viaggi che però magari non sono fatti tramite i comuni, ma che vengono richiesti dalle associazioni, e in questo caso dall'FNP e dall'Anteas, visto l'accordo che abbiamo noi, e che comunque hanno un po' la stessa finalità, come ci diceva il signor Lissandron, cioè quella di poter agevolare un po' il turismo per tutti. Non vorrei che si pensasse a una differenziazione di servizi per quanto riguarda il turismo tra chi fa la gita di una giornata come gruppo precostituito o comunque come gruppo che fa parte di un'associazione. Non è che vengono meno i servizi, ma giustamente, come ci precisava il signor Lissandron, è perché c'è un contributo da parte di queste associazioni, quindi torniamo al turismo sociale, che danno la possibilità a queste persone di poter iscriversi pagando meno. Allora, Patrizia, brevemente, esempio, Abano, Montegrotto, la zona termale, sì, piuttosto che spiagge, si parte quando? A giugno? Lei diceva allora i soggiorni iniziano generalmente i primi giorni di giugno, terminano a metà luglio e dopo riprendono a fine agosto fino a metà settembre. E tra le nuove proposte che mi chiedeva prima, diciamo che è stato rivalutato molto il soggiorno termale. È vero che c'è la possibilità di entrare in questi centri benessere dove ci si può fare di più di tutto quello che si vuole. Però quello che è importante dire è che chi partecipa ai soggiorni termali e lo fa per poter fare delle cure termali, certo, tramite prescrizione medica paga il solo ticket, quindi può fare delle cure di aerosolterapia o di fangoterapia pagando il solo ticket. Tra l'altro la maggior parte degli hotel, specialmente a Ischia, hanno addirittura le terme sono di proprietà, quindi interne, certo, negli alberghi e sono tutte convenzionate ASL. Questa è un'ottima notizia, anche perché appunto diventa una vacanza che non è così impegnativa, no, per l'anziano, cioè può permettersi di rilassarsi, di avere tutti i servizi di cui ha bisogno senza doversi spostare. Tante volte
questa cosa dell'impegno, degli spostamenti fa un po' paura, lo capisco, no? Da tanti anziani che sono abituati a stare in casa, l'idea di dire vacanza è una cosa che alletta molto, che da un altro lato può anche spaventare, no? Invece Adolfo è un'esperienza fondamentale per un anziano, anche per la crescita culturale, il fatto di respirare un'aria nuova. Sì, il problema, il beneficio che il turismo sociale, ma lo stare insieme, porta, riguarda anche una serie di altri aspetti che sono importantissimi. Allora, in Veneto il 40% degli ultra 65 anni vive solo. Questo significa che spesso, a volte si sceglie la solitudine, però spesso si è costretti a subirla. E rispetto a questo però la solitudine spesso genera una serie di problemi che arrivano qualche volta alle patologie. Per cui mettere insieme la gente per i soggiorni climatici, ma per esempio anche per le crociere. Giusto, è vero. Noi abbiamo anche questa attività che è un'attività che facciamo da tanto tempo. Significa tra l'altro, quando dico che la solitudine potrebbe provocare delle patologie, significa che spesso la solitudine scivola nella depressione. E tutti sanno che la depressione è un po' la porta di tutti i malanni. Qualcuno dice che addirittura è la porta per arrivare molto più velocemente alla non autosufficienza. Quindi mettere insieme, socializzare, lo scambio di opinioni, di interessi, conoscere nuova gente, conoscere altra gente. È fondamentale per l'anziano, perché altrimenti, guardate, soprattutto chi vive solo, e ripeto, in Veneto sono ancora moltissimi, probabilmente saranno anche di più in futuro, c'è questa necessità dello stare assieme, diventa quasi una terapia questa dello stare assieme. Io non esagero quando dico che la socializzazione è la prima attività di prevenzione della non autosufficienza. È vero, anche perché tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la depressione sarà la malattia del terzo millennio, insomma sì. Dobbiamo tutelarci, e tutelarci vuol dire uscire, no, dall'isolamento, quindi non abbiate paura anche voi telespettatori, abbiamo ancora 3-4 minuti, quindi se volete intervenire per fare qualche domanda, se no io prego la regia ancora di mandare in onda i contatti a cui potete fare riferimento sia per l'Anteas di Padova che per l'Anteas del Veneto, poi la sede di Mestre dell'agenzia, quindi direttamente per chiedere informazioni, di buttarsi un po' di fronte a questa esperienza, qualcosa che magari non si conosce ma che potrebbe portare davvero tanto beneficio. In ultima battuta, allora, vengono da voi all'Anteas per chiedere informazioni, voi che tipo di servizio potete dare, giusto anche per dare loro le coordinate di come muoversi? Allora, noi siamo in 60 associazioni, quindi siamo presenti in quasi tutti i territori abbastanza importanti. Credo che si rivolgono alle associazioni che sono nel comune di provenienza o quello vicino, se lì non c'è l'associazione, lì saranno date tutte le indicazioni di come intervenire. Poi io dico una cosa, a fianco a noi anche a Padova c'è comunque un addetto della Trevu che comunque organizza questo tipo di percorso, quindi da questo punto di vista basta solo sentirlo, ma è chiaro che poi le associazioni si rivolgono direttamente poi in maniera diretta, fanno i soggiorni. L'importante è rivolgersi, andare lì, chiedere, domandare, gli sarà data tutte le risposte necessarie del caso e poi, come si dice, si realizzare questi soggiorni che sono, secondo me, la ninfa vitale per tutti coloro, per le cose che diceva Adolfo prima, che sono tutte vere. Volevo dire due cose sull'invecchiamento attivo. È chiaro che un appello si può fare, che tutte cose si realizzano anche nel volontariato, e l'invecchiamento attivo significa anche che invece di stare a casa, chi va in pensione esca dalla casa, si rivolga al mondo del volontariato e che cominci a dare quell'impegno, quel supporto necessario per essere protagonisti anche lui in questo bisogno che oggi l'anziano sempre di più, come si dice,
necessita e che si vede tutti i giorni, insomma. Quindi insomma rivolgetevi all'Anteas anche se avete voglia di dare una mano ai vostri amici anziani, entrare anche a far parte di un'organizzazione come quella di Anteas, che è molto strutturata, in cui si può trovare compagnia, aiuto, insomma è un soccorso anche psicologico, no? Un po' per tutti, e anche l'idea di essere utili, no? Di dare valore anche alla propria vita. Volevo dire un'altra cosa, per esempio là dove noi abbiamo i centri anziani, io vorrei che qualcuno nei comuni andasse a visitare questi centri anziani per rendersi conto quanto le persone che hanno i settantenni, che sono lì dentro in questi centri anziani di comune, quanto si divertono a stare assieme, per dire quanto questo dà soddisfazione e li toglie dalla depressione, perché poi quando una persona, un soggetto, una donna piuttosto che un uomo resta solo e che magari i figli sono andati con questo bisogno che c'è, se non ci fossero le associazioni, se non ci fossero i centri di anziani, queste persone correrebbero il rischio di stare soli e quindi essere avvolti da quella solitudine e dalla depressione che porta magari a tutti i mali che tutti quanti noi sappiamo. Il nostro compito qui è far capire che questa realtà esiste, c'è, ha una diffusione capillare nel territorio, quindi non abbiate paura, venite anche a cercare queste persone che sapranno indirizzarvi nel modo giusto, anche insomma per avere un certo tipo di soddisfazione e sentirsi meno soli. Allora, a questo proposito, Patrizia, che scadenze abbiamo giusto per tenerli aggiornati per i viaggi di giugno? È il caso di prenotarsi entro quando? Giusto diciamo che le prenotazioni le stanno già facendo, perché i bandi generalmente escono a gennaio e dopo entro fine marzo, primi di aprile già vengono prese le prime prenotazioni da parte dei vari comuni. E se invece ci riferiamo ai viaggi che organizzano parallelamente le associazioni, lì va in base alla data di partenza, ci sono delle date di scadenza e ci si può rivolgere presso le associazioni o presso noi agenzia, perché non è detto che sia per forza un soggiorno climatico, ma si va dalla gita di una giornata al tour di 3-4 giorni, qualsiasi posto, alla crociera di una settimanale. Sarebbe anche bello se qualcuno, non so, qualcuno di voi anziano ci sta pensando, ci sta ascoltando, magari potrebbe contattare l'amico e dire dai andiamo insieme, quindi anche coinvolgere, no? Creare una rete, se avete paura di partire da soli portate qualcuno con voi, convincetelo, è un'esperienza decisamente importante. Le ultime parole le vorrei lasciare a lei, Adolfo, proprio per questo. Se lei è mai andato in uno di questi viaggi, perché che cosa si trova salendo su questo pullman, partendo, andando, cambiando aria, cosa si trova? No, soprattutto c'è questa socializzazione, questo ritrovare degli amici a volte, ma soprattutto anche conoscere persone che non si conoscevano, scambiarsi le esperienze, ci sono una serie di questioni. Io ricordo sempre, non ero mai andato in crociera, l'anno scorso sono andato in crociera e vi assicuro che è stata un'esperienza incredibile, stare 4-5 giorni assieme a tantissima gente, abbiamo portato 350 pensionati in giro per il Mediterraneo, ma è stata un'esperienza incredibile, tanto che ho fatto anche un'assemblea ha detto adesso tutti in crociera una volta l'anno perché rinnova l'animo. Ma per dire che è stata un'esperienza incredibile. E da questo punto di vista devo dire che l'A3V è insuperabile dal punto di vista dell'organizzazione delle crociere, per cui anche qua, e guardate, sia per quel che riguarda i prezzi, sia per quel che riguarda voglio dire, la qualità del soggiorno in queste grandi navi, credo che l'A3V sia insuperabile. Come in ottime mani. Il giro era del Mediterraneo? Sì. Di tutte le... Mediterraneo è che magari voi non potete vederlo, ma ha ancora il sorriso, ma adesso la riproponiamo a ottobre, quindi... A ottobre si riparte, benissimo, in crociera sul Mediterraneo, quindi insomma cominciate a sognare, ma la realtà può essere davvero a portata di mano. Questo è un po' il messaggio che abbiamo voluto lanciarvi con questa puntata del primo giorno della settimana. Allora, io ringrazio i miei ospiti, innanzitutto Adolfo Berti, segretario generale FNP CISL del Veneto, grazie. Buongiorno a tutti. Ancora a
Amerigo Lissandron, Anteas Padova, i contatti li avete visto, grazie. Grazie a voi. Amerigo, e Patrizia Bello, direttore tecnico della 3V. Grazie a voi. Anche con lei la trovate a Mestre, vero Patrizia? Sì. I contatti li avete visti. Grazie. A voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia, vi lasciamo allora con questo input che spero coglierete. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.